Opla, insomma mi sono messo a parlare giustamente Rita, ecco, mi riprendo un po'. Allora, prima ho spiegato che dovete sempre, grazie di aver Rita, dovete mettere Rita il nome e il cognome della persona, se volete avere una risposta. Poi dovete mettere una storia, cioè nel senso, la Rita dice lui tornerà, sì, ma lui è accompagnato, perché poi quando si fa la stesa si vedono magari donne sposate con dei figli e non si capisce bene che forza ha questa donna sposata, se esiste, no? Oppure la Sibilla ci vuol dire che la vicina di casa magari è interessata. Quindi dovete arricchire le domande, mettergli la data, la domanda deve essere precisa. Quindi, visto che non si sentiva l'audio, ripeto cosa ho detto quando non si sentiva, che abbiamo fatto questo sito, il Legale Maledetto Veneziano, dal 2015 ho fatto 20 ebook, questi 20 ebook sono di radionica, radiestesia, si possono scaricare, ne hanno già scaricati più di 175.000. In più abbiamo una sezione shop dove si può acquistare questo ciondolo radionico dal prezzo di 150 euro più 10 euro di spedizione, e in più si possono aggiungere dei programmi. Questa è la sezione shop. Poi abbiamo anche la sezione shop, i vari sigilli, ne abbiamo 52 che vengono consacrati. Dovete pensare che per fare un sigillo ci vogliono come minimo 3 ore di lavoro e poi devono essere consacrati nell'ora giusta, planetaria, magica e via dicendo. Quindi per chi è interessato ha un ampio ventaglio di possibilità da guardare sul sito del capitano, c'è proprio una sezione per i sigilli. In più vi ricordo che per altre persone che hanno altre esigenze tipo le ditte oppure vogliono aumentare il magnetismo o per il benessere fisico, l'abbondanza, proponiamo anche dei riti operativi a un prezzo, non esiste il prezzo perché tramite consulto si valuta, come si suol dire, quante volte bisogna ripeterlo entro 9 mesi, che tipo di ritualistica ci vuole e via dicendo. Quindi anche lì è una cosa fatta su misura, non esiste una cosa che va bene per tutti. Poi vi ripeto come al solito che ogni giorno alle 11:20 il vostro maledetto c'è per voi, sempre in formato gratuito. Se volete consulti, sapete, privati costano 20 euro 45 minuti e alla sera il legale è il lunedì e il venerdì, poi al mercoledì è con me alle 21:15. In più, per quelli che in questo periodo di vaccini o anche di problemi vibrazionali che potrebbero nascere anche da questo virus, il legale maledetto veneziano al martedì, perché si è affidato a noi, operiamo anche per le pulizie vaccinali. In più anche al venerdì sera, dopo il classico momento delle sibille gratuite, operiamo perché si è affidato a noi per le pulizie generali. Bene, adesso vediamo un po' di rispondere a qualche amicizia e vedo che la Rita oggi è in gran forma. Allora, la Rita parte con questa domanda. Allora, prima di tutto abbiamo capito che questa domanda così non funziona, deve essere ben fatta. Poi la Rita dice, allora, qui questo signore qua, dopo 12 anni è sparito senza motivo. Poi lui, se ho capito bene, si chiama Domenico e la Rita si chiama Rita. Allora, abbiamo capito questo. Allora, lui è del 76, no, è del 65. Rita, lui era sposato o convivevate? Devi dare un po' di particolari per il semplice fatto che ringrazia, la Rita è molto gentile, però allora, tornerà da me. Allora, se posso fare un riepilogo, tanto per capire un po', la Rita era insieme da 12 anni a questo signore che è del 65. Parte il presupposto che la Rita non ha scritto che loro avevano figli, quindi loro hanno avuto una convivenza per 12 anni e chiaramente non c'erano figli perché la Rita non li scrive. Giusto Rita? Batti un colpo se è così. Così quando iniziamo la stesa, che ripeto è gratuita,
si capisce bene che non ci sono persone. Quindi se salta fuori qualcuno che somiglia a una femmina giovane, siamo sicuri che magari è qualchedun altro. Dite giusto, non ci sono figli, giusto, in questa relazione? Cioè né tu né lui avete figli, giusto? Vediamo un po' se la Rita risponde, perché se no dovremo passare alla prossima domanda. Vediamo un po', Rita. Niente, la Rita non risponde. Boh. Allora passiamo alla prossima domanda. Vediamo un po'. Questa domanda mi sembra più precisa. Ciao. Ciao. Volevo sapere se vedi tra me Fabio del 74 e James nato nel 59 una relazione amorosa stabile in futuro. Ci siamo appena conosciuti. Grazie. Vediamo un po' se queste persone avranno una relazione stabile in futuro. Sembra di sì, Fabio? Allora, fra Fabio del 74 e James, vediamo se ci sarà, si sono appena conosciuti, vediamo se ci sarà una relazione stabile. Vediamo un po' per le nostre per la nostra amicizia Fabio. Ma fedeltà e l'amante. Allora, qui la situazione, Fabio, è molto buona. Vedo che c'è entusiasmo, c'è stabilità. Sembra che per il futuro la cosa abbia come si dice, una grande possibilità. C'è affinità, c'è forza, impegno, c'è veramente voglia di fare. Vedo che tu sei molto motivato, però vedo che c'è stabilità, vedo che c'è qualcosa di buono. Andiamo avanti. Questo è il passato, questo presente, questo è il futuro per il nostro Fabio e vediamo il finale. Allora, vediamo un po'. Allora, nel passato vedo che questa persona è una persona che gli piace sicuramente avere momenti di allegria, vorrebbe cercare qualcosa di stabile, è una gran persona, un gran personaggio, è una persona veramente di valore e cerca effettivamente qualcosa di stabile. Però o lui o è successo qualcosa nella sua vita, non so se è morto qualcuno, perché vedi c'è il vedo, però si sente solo. Questa persona qua si sente molto sola. Questo James si sente un po' abbandonato e ha dei rimorsi del passato. Comunque quest'uomo nel passato è sempre stato una persona veramente in ordine, mettiamolo giù così. Non so come definire meglio questa situazione, perché lui nel passato ha passato dei momenti, o voi avete passato momenti di allegria, però sembra quasi che ultimamente abbia avuto delle problematiche non indifferenti. Poi vediamo il presente. Il presente vedo che tu, Fabio, sei un po' giù di morale per problemi segreti o che ti hanno rubato qualcosa. Vedo che qui la situazione attualmente non è tanto stabile, perché vedi c'è il ladro, c'è il militare, quindi sembra che qualcosa in modo segreto ti sia stato rubato. E poi vedo che tu stai piangendo. Vedo che sei, Fabio, un po' giù di tono, un po' giù di morale. Però c'è un grande però. Potrebbe nascere qualcosa. La domanda è se c'è un futuro. Ma la situazione sembra positiva all'inizio, perché vedi sia tu che lui, però non so, penso che lui stia ancora pensando a una persona. Penso che lui sia innamorato ancora di un ex. Tu sei molto forte, ma lui sta pensando a qualcuno che aveva un valore. Non so se era un valore materiale di denaro o un valore sentimentale, ma lo vedo che lui ama fortemente ancora una persona in passato. Nel futuro, e tu sei speranzoso nei suoi confronti, ma lui lo vedo ancorato ancora nel futuro, nel suo passato. Forse sono questi segreti.
ci sono dei segreti fra voi 2 e delle cose un po' clandestine, quindi, c'è qualcosa che lui vuole o volete tenere nascosto. Nel futuro io lo vedo che lui guarda nel passato e sta cercando un amore del passato che valeva molto, anche a livello, non so, materiale, finanziario, non so, sembra ancora ancorato a qualcosa del suo passato. Nel futuro vedo che ci sarà un cambiamento e vedo che ci potrebbero essere dei progetti, vedi? È la terza carta più fortunata e quindi da lontano potrebbero arrivare progetti nuovi. Però la tua domanda è se ci sarà un futuro, se ci sarà qualcosa di stabile. E vi siete appena conosciuti, eh sì. Il problema è che io dal finale delle stese, vedi, c'è allegrezza di cuore, gelosia e poi entrano in scena 2 persone. Allora non vedo un grande un legame forte, perché vedi allegrezza di cuore scusate, sta a indicare più che altro una situazione con più persone. Poi vedi gelosia, poi vedi che entrerà in scena qualchedun altro, molto probabilmente tu sarai disponibile, ma entrerà in scena ancora forse qualcuno di giovane, no, che, purtroppo lo troviamo qui in allegrezza di cuore. Quindi sembra quasi, vedi, che già adesso ci sono dei segreti, perché nel futuro lui sarà innamorato di un'altra persona a cui teneva molto. E da lontano o fate un viaggio o, arriverà qualcosa da lontano che dà speranza, però vedi, poi c'è tradimento, c'è la gelosia, tu che sei molto motivato, però entra in scena un'altra persona. Quindi io non starei attento a, come si suol dire, a sbilanciarmi troppo, perché c'è qualcosa di segreto che forse non sai o non è ancora emerso. Comunque uno dei 2 è innamorato ancora nel passato, è ancora ancorato in passato a una come si dice, a un amore vecchio, Bene, il nostro amico Fabio ringrazia e quindi non sbilanciate troppo Fabio in quella direzione lì, perché poi vedo che lui, non so, non mi sembra proprio, stabile, Bene, andiamo avanti, vediamo se la Rita allora, la Rita adesso ha raddrizzato il tiro, La Rita insomma ci ha raccontato un po' a pizziconi come la storia. Insomma, in altre parole, 'sto Domenico è stato insieme era separato in casa, se ho capito bene, era separato in casa con sua moglie chiaramente, e avete avuto una relazione te del '76 e lui del 65 e per 12 anni avete avuto una relazione, Era separato in casa. Ed era quindi anche il tuo separato in casa ed era il tuo, fidanzato perfetto. Poi a un certo punto ha avuto un lutto, aveva bisogno di tempo ed è sparito. Bene, adesso ho capito. Allora la cosa è chiara, La nostra Rita a pizziconi ha scritto questa cosa qua, La Rita si chiama Rita e lui, se ho capito bene, si chiama Domenico, che la Rita lo vedeva come vediamo un po' dov'è qua la storia. Rita è qua, poi chiede se ti ama ancora e vedete non si sente l'audio, poi adesso perfetto, poi la Rita, ecco, è che 12 anni è sparito. Domenico e Rita. Bene, vediamo un po' se fra Domenico e Rita la ama ancora. Ma sembrerebbe proprio di sì, sembra che dopo perché a 12 anni chiaramente non è che si cancellano con una lì c'è ancora sicuramente il sentimento, ma vediamo un po' la stesa per Rita.
allegria e superbia. Beh, il taglio è buono Rita, il taglio è molto buono perché vedi c'è l'allegria e la superbia. Sembra che stavate bene effettivamente insieme, c'era molto feeling, c'era affinità, c'era veramente voglia di costruire qualcosa di, importante, Ma vediamo un po' cosa è successo. Cosa è successo? Allora il vedovo, sì. Allora, vediamo un po', per la nostra vita il Domenico. Nel passato lui si è sempre comportato bene, è sempre stato un gran signore nei tuoi confronti, questo è chiaro, si vede. E molte volte, anche quando eri triste, lui riusciva sempre a tirarti su di morale, era una persona effettivamente che aveva un peso, nel tuo vivere, e ti portava sempre ad avere situazioni positive. Vedo che c'è di mio. Poi è successo qualcosa. È successo qualcosa, vedi? Disgrazia, e poi vedi queste due carte qua indicano proprio, soprattutto questa, la disgrazia, e che è successo qualcosa in segreto. Molto probabilmente o qualcuno ha rubato qualcosa a te. Quindi sì, un primo tempo è stato sicuramente a questi 12 anni il fidanzato perfetto, come è scritto, ma poi vedo che la situazione è successo qualcosa di importante. Adesso, come sta lui? Chiede anche Rita. Adesso vediamo se ti amo ancora. È un'altra domanda, Rita, quella lì. Allora, adesso io vedo invece qua, che tu sei innamorato ancora di lui, però c'è qualcosa di segreto che non sai. Tu molto probabilmente, lui ti ha sempre detto qualcosa, no? Però non ti ha detto tutto, c'era qualcosa che stava bollendo sotto. E vedo che tu sei ancora molto innamorato di lui, perché ti ricordi dei bei momenti, sai, la casa, appunto il fidanzamento. Poi nella linea presente vedo che c'è un cambiamento forte perché lui giustamente questo lutto effettivamente l'ha preso in modo importante, vedi? Vedi, la l'ha esagerata, come si dice? Lui questo lutto, vedi, vedovo, sembra quasi che lui, si senta solo in questo momento qua, e sembra che voglia iniziare nel futuro, aprire un discorso o tenerti come amica, perché vedi, sta per nascere di nuovo qualcosa fra voi 2, però lui purtroppo nel passato aveva qualcosa, di segreto, ma non nei tuoi confronti, proprio lui come stile, e vedo che in futuro vedo che lui, cercherà di nuovo di averti come amica. Poi sicuramente avrete di nuovo dei messaggi importanti, però c'è qualcosa, vedi qua, gelosia, dei messaggi importanti che delle comunicazioni via chat, via telefono, molto probabilmente vi incontrerete ancora, però vedi c'è la carta qua che sta a indicare che la situazione, non sarà più come questi 12 anni, proprio perché lui questo momento che ha vissuto, vedi, questo momento che ha vissuto e sta elaborando lo fa sentire solo. Quindi nel futuro vedo che c'è una situazione, difficile da affrontare, ci son delle gelosie e via dicendo. Ma adesso vediamo il finale, Rita. Il finale vedo che tu sei sempre molto disponibile nei suoi confronti perché stavi bene, però vedi, entra in scena una giovane donna. Qui sembra che nel futuro, entro 1 anno, molto probabilmente, e non vorrei che sia legato a questi segreti qua, molto probabilmente entrerà in scena. Per questo chiedo se c'ha delle figlie, no, ho capito bene che non ci sono, perché entra in scena una giovane donna, Tu sarai molto disponibile. Vedo che entra in scena una giovane donna e vedo che
c'è anche una vecchia donna, non di età, ma di conoscenza, di esperienza, che comunicherà. Quindi sembra che tu sarai molto disponibile, e vedo che però entra in scena una donna in più. Lui molto probabilmente, o voi molto probabilmente incontrerete sicuramente una donna in più. Ed è per questo che si spiega qua la tua gelosia o la vostra gelosia. Vedi? Qua c'è una carta della gelosia. Quindi, ripeto, tu sei ancora molto innamorata. Lui, giustamente, come dice lui, non ha torto. Qui c'è questo lutto, lo vedi? Il lutto? Vedi? Questo qua è il vedovo, però sta indicando un lutto. E nascerà di nuovo fra voi due, di nuovo un tentativo di amicizia con tanti scambi epistolari e magari anche qualche momento positivo, però vedo che ci saranno dei momenti difficili. E poi ti ripeto, sarai molto disponibile, ma entrerà in scena una giovane donna e qui le sibille si fermano. Quindi lasciagli il tempo di elaborare, penso che molto probabilmente ritornerete ad avere delle comunicazioni, ma più come amica quasi, quasi come amica. Sicuramente poi nasceranno dei momenti di gelosia, tu molto disponibile, e poi purtroppo entrerà in scena e lui comunicherà sia con te che con lei. Quindi sembra quasi che nel futuro prossimo dovreste incontrare nel vostro cammino una persona più giovane, molto giovane. Vedo no, vedo la mia Queen che mi dice, ma ci vedi mia Queen o che cosa? Vediamo un po' cosa dice la mia Queen. Allora, buongiorno Marietto. Brutto periodo in tutto lavoro, casa, amore, soldi, salute. Cosa vedi per me, Michele 73? Grazie Marietto, se poi chissà mi dai un po' di conforto. Allora, quindi Rita, attenzione, opera, vai nel sito del capitano, scarichi tutti i circuiti gratuiti per, in un certo senso, tenere in piedi la situazione. Scrivi anche qualcosa da Rita? Vediamo un po'. Mi diceva sempre che era la sua luce, non ha mai avuto... Ah, non è finita, è che non è mai finita, cari miei. Voglio dire, rispondendo alla Rita, non è mai finita Rita, però ci sarà un momento, no? Perché io ti vedo ancora nel futuro che ritornerai in campo, però ci saranno momenti definitivi. Bisogna sempre lottare perché voi sapete che con l'aiuto dell'esoterismo si può raddrizzare qualcosina. Ricordatevi, come dice Marietto, bisogna sempre lavorare quando la stalla è piena, certamente è un modo, è una metafora. Quando la stalla è al sicuro bisogna attivare tutti i circuiti o riti propiziatori. Quando invece il bue è o chi è poi è scappato dalla stalla, allora il lavoro diventa molto molto più difficile. Bene, e poi chiaramente la vita ringrazia. Bene, andiamo avanti e vediamo un po' la nostra Miki, che ha paura che non guardiamo Face. No, Miki, il problema sai cos'è? Che generalmente chi ha già ricevuto una risposta dovrebbe aspettare e lasciare spazio anche alle altre amicizie che magari è la prima volta che chiedono. Bene, vediamo un po'. Amici, vediamo un po' come va a livello generale, Michela. Allegria e stanza. Beh, Miki, sembra che si stia muovendo qualcosa nella giusta direzione. La stanza, l'allegria, insomma, stiamo andando nella giusta direzione. La stanza è anche sinonimo di affetto, sentimenti e quant'altro. E allegria, sembra che qualcosa si muova nella giusta direzione. Ma vediamo. I nostri amici. Amici, però vedo qualcosina. Amici, un periodo un po'. Aspetta un po' che forse ho esagerato. Questo va qua, questo va qua. Questo va qua. Vabbè.
Allora, è giusto, ho esagerato un po' con la stesa per l'entusiasmo. Allora, vediamo un po' il nostro Mickey. Mickey, qua la situazione è che nel passato, okay, lo conosciamo, ci sono stati alti e bassi, cambiamenti, persone che volevano forse aiutare, comunicare con te, forse un'amica ti voleva aiutare, però, la situazione sembra un po' stagnante, sembra un po', ferma, rallentatore. Mh. E la Miki dici: "Speriamo bene". Miki hai ragione, speriamo bene sì. Bene, andiamo avanti. Nel presente Miki, sì, c'è un abbattimento morale e anche forte, non è un abbattimento morale semplice, non è una situazione facile, e ti vedo molto pensierosa, Tu hai ancora delle speranze, delle belle speranze, però vedo che ci sono delle speranze e vedo che, tu, speri in qualcosa di meglio, nel futuro poi vedo che effettivamente a livello lavorativo c'è qualcuno che ti sta guardando, no, e vedo che sembra che il lavoro, l'attività finanziaria sembra riprendersi, quindi la situazione sembra migliorare. Poi vedo purtroppo che ci sarà un momento, fra qualche mese, che per questioni segrete, non so per quale motivo a livello strategico, ci sarà un problema non indifferente, però vedo che qualche contratto, qualche cosa importante, vedi l'Imeneo è sempre una carta positiva. Quindi diciamo il brutto è passato, adesso nel futuro prossimo dovresti avere qualche sollievo, cosa dice amici? Ti faccio piangere? Poi vero. Allora, vedo che nel futuro dovresti avere qualche sollievo, perché c'è una persona nell'ambito lavorativo che vedo che, a livello sia, sentimentale che molto probabilmente, gli starei a cuore, perché vedi, sarà magari un po' burbero a livello finanziario o anche a livello lavorativo, però vedo che il risultato porta a casa. Poi c'è qualcosa che bollerà in pentola di segreto che starei male, però vedi qua il contratto, sembra che arrivi. Il finale com'è? Io sono positivo perché vedo è vero che ci sarà dei momenti difficili, però vedi, ti vedo sempre positiva, che guardi il passato, sebbene qualcuno ti voglia rovinare la felicità, però e vedo che vedi la disgrazia è un momento di cambiamento, la casa è un momento forte di speranza e ti vedo amare qualcuno del passato nel futuro e qualcuno che forse ti è stato rubato. Qualche felicità o a livello finanziario, perché è una stesa generale. Comunque, diciamo che il futuro sembra più leggero, sembra più, come si dice, abbordabile, per te, perché chiaramente nel futuro prossimo vedo che a livello finanziario si dovrebbe muovere qualcosa, proprio perché avrai l'aiuto. Poi ti vedo piangere per un attimo, per delle cose segrete e poi vedo che ci sarà un contratto. Attenzione però che potrebbe essere un blocco, ma poi il finale vedo che guardi nel passato con amore alla famiglia, alla casa, insomma, e qualcuno te lo vuole rubare. In sintesi, vedo un futuro tramite il Sibille più performante che adesso. Avrai sicuramente qualche chance in più, solo che ci saranno ancora delle cosine da mettere a posto. Quindi, cari amici, vi aspetto ancora domani. Ringrazio a tutti di essere stato qui con me e alla prossima. Io cerco di rispondere, come si dice, eh sì, però capisci, Michela, devi capire anche che dopo sono uscite anche delle carte belle con sono uscite carte belle anche con, come si dice, l'Imeneo, la casa, tu che guardi il passato con amore. Bene? Cari amici, io oggi vi ringrazio, ho già fatto il mio tempo, se volete un consulto sapete come trovarvi e a venerdì sera 21:15 il Decarda oppure domani alle 11:20 col vostro marito.